Benvenuti, oggi è domenica 27 ottobre 2024. Il sole sorge alle 6:20 e tramonta alle 17:06. La luna si leva all'1:27 e cala alle 14:57. Il santo del giorno è il martire San Evaristo. Il nome Evaristo deriva dal greco e significa assai prestante, piacente. Oggi 27 ottobre è la giornata mondiale del patrimonio audiovisivo, proclamata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO con lo scopo di sensibilizzare e riflettere sul valore del patrimonio audiovisivo per la memoria collettiva. Sono sempre più numerosi gli archivi di tutto il mondo che ogni anno partecipano a questa celebrazione per riconoscere i meriti delle istituzioni che contribuiscono a tutelarlo. Iniziamo augurando buon compleanno ad un attore, regista e sceneggiatore che non ha bisogno di presentazioni. Roberto Benigni, che oggi compie 72 anni. Inizia a farsi notare negli anni 80 in teatro e in televisione, ma il grande successo arriva nel 1984 con Non ci resta che piangere, da lui scritto, diretto e interpretato accanto a Massimo Troisi. Seguono altri trionfi di pubblico come Johnny Stecchino e nel 97 La vita è bella, il film che gli fa vincere l'Oscar come miglior attore protagonista, il terzo assegnato a un italiano dopo quelli di Anna Magnani e Sofia Loren. Si impegna in teatro e in TV come lettore e interprete della Divina Commedia. Tanti auguri anche a Federica Panicucci, che oggi festeggia 57 anni. Il grande successo arriva negli anni 90, quando diventa uno dei volti di Italia 1, conducendo anche alcune edizioni del Festival Bar. Dopo un breve passaggio in Rai, nel 2006 torna a Mediaset, guidando la prima edizione de La Pupa e il Secchione, mentre dal 2009 al 2021 è in onda ogni mattina su Canale 5 con la trasmissione Mattino 5. Da quest'anno conduce il programma mattutino in onda su Rete 4, Mattino 4. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una relazione con il DJ Mario Fargetta. Insieme hanno 2 figli. Spegne 66 candeline Simon Le Bon, frontman della band britannica Duran Duran. Con il gruppo di Birmingham ha venduto in tutto il mondo tra album e singoli oltre 100 milioni di copie. Tra i brani più famosi ricordiamo Hungry Like the Wolf, Save a Prayer e Wild Boys. Il 27 ottobre 1962 l'aereo partito da Catania e diretto a Linate, su cui si era imbarcato il presidente dell'ENI Enrico Mattei, precipitò nelle campagne pavesi. Mattei aveva ottenuto la direzione dell'Agip e si era proposto l'obiettivo di raggiungere l'autonomia energetica, acquistando il petrolio direttamente dai paesi produttori ed evitando la mediazione delle compagnie statunitensi. Aveva conquistato anche l'opinione pubblica attraverso il quotidiano Il Giorno, da lui controllato. Ben presto si era reso conto di essere visto come una minaccia e aveva cominciato a temere per la sua vita. La sua vicenda ispirò il film di Francesco Rosi con Gianmaria Volonté nel ruolo dell'imprenditore. Classificare le cose e gli esseri viventi è da sempre stato uno degli obiettivi degli scienziati per cercare di trarre un senso dal mondo. Gli scienziati individuano gruppi sempre più piccoli che rispecchiano le diramazioni createsi con l'evoluzione per elencare le somiglianze fisiche e genetiche fra le specie. Pensate che in un cucchiaino di terriccio si possono identificare oltre 100.000 specie di microrganismi differenti. Buona domenica ai 12. Oggi il cielo è pieno di aspetti, il reticolato che le stelle formano è pieno di vie, tutte da seguire, soprattutto accompagnati da qualcuno che amiamo.
Ariete, la vostra domenica oggi è decisamente molto serena, proprio perché godete di transiti che vi fanno comunque adagiare un po' sul bel risultato che avete ottenuto in amore, quindi godetevelo e passate una piacevole domenica di passioni. Toro. Mercurio oggi è decisamente arrabbiato con Urano nei vostri gradi, per cui proprio non riuscite a trovare la comunicativa giusta in termini dialettici. Vi aiuta Marte come passione e azione, vi aiuta Nettuno a essere un po' più empatici verso il partner. Gemelli, giornata molto interessante visto che tutta una serie di pianeti si sta muovendo. La Luna oggi è un po' nemica, per cui degli sbalzi umorali potranno essere normali in questa giornata, ma Marte è ancora davanti a voi vi dice che agire e provare ad amare sono comunque le strade giuste per arrivare dove volete, ovvero ad un confronto e una reciprocità con il partner molto maggiore. Cancro. Marte oggi è iperattivo più che mai, con Urano, con Nettuno, ma con il Sole proprio non riesce a trovare l'energia e la forza giusta per reggere tutta la serie di impegni e tutte le voglie che voi Cancro avete in questo periodo. Fate una cosa alla volta e gestitevi meglio il tempo e l'energia. Il segreto per questa domenica è questo. Leone, giornata molto interessante visto che la Luna si sposta in prospettiva, vi fa vedere tutto in una maniera più oggettiva e concreta. Una Luna peraltro che non abbandona il vostro Sole, il regime di sestile lo sostiene e anche se il vostro Sole è quadrato vi propone di guardare un po' meglio dentro di voi. Vergine, la Luna oggi ammorbidisce di molto la situazione e si rifugia in uno spazio affettivo familiare molto importante dove trovate linfa e conforto. Non è escluso in serata però una serata inaspettata e piacevole che vi rimette di nuovo in pista in amore. Bilancia. Giornata oggi molto emotiva, la Luna in 12ª casa, quindi ripasserete un po' gli eventi di questo weekend, interiorizzandoli un po' e cercando di capire se realmente nutrite degli interessi per qualcuno, per qualcosa. Plutone saggiamente vi strizza l'occhio e vi raccomanda, fatevi furbi. Scorpione. Giornata oggi con un sole corroborato dalle energie lunari, non basterà Marte a farvi saltare i nervi, anzi oggi avete proprio voglia di affetto, di stare in famiglia e di stare con gli antichi amici. Non guardate troppo i social, probabilmente i movimenti degli altri oggi vi daranno un po' fastidio. Chi non vuole vedere, non veda, semplicemente. Sagittario, giornata molto interessante visto che Venere oggi non smette di chiedere a Saturno di più. La Luna peraltro non è molto amica e forse però si genera quella crisi necessaria per farvi capire che le direzioni di investimento potrebbero anche variare se solo trovasse una direzione alternativa. Roma non è stata fatta in un giorno, rilassatevi, le risposte arriveranno. Capricorno. Giornata oggi che prevede un trigono della Luna che ristabilisce l'umore e che vi sostiene, quindi coraggio, sursum corda ed apritevi affettivamente. La famiglia del resto è il vostro tesoro e anche in amore, tra alti e bassi, decisamente va bene. Il partner è un po' petulante per adesso, siete leggeri voi. Acquario. La giornata di oggi prevede la fine dell'opposizione della Luna, si ristabilisce l'umore e Plutone tenta di darvi comunque degli stimoli sotterranei. Mentre Venere vi fa incontrare una persona che vi riscalda il cuore, qualcuno del passato vuole necessariamente chiarire qualcosa con voi. Sarete disponibili? Pesci. Giornata molto piacevole oggi proprio perché tutta una serie di pianeti sembrano dinamizzare il contesto. La Luna però vi fa sentire un po' stanchi e forse vi fa risentire del poco affetto, della poca mancanza di tatto di alcuni collaboratori, ma non sarebbe giusto avvelenare la domenica con questi pensieri. Dedicatevi alla famiglia, il tutto poi si vedrà. Tra
tra le più estese al mondo e l'unica in assoluto a funzionare 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno. La metropolitana di New York fu costruita dopo quella di Londra e di Parigi per accogliere gli abitanti della più popolosa città degli Stati Uniti. La prima linea venne inaugurata il 27 ottobre del 1904. Comprendeva 29 stazioni in tutto, oggi ne conta 472, con quasi 2 miliardi di utenti all'anno e tra le più trafficate del pianeta. La traduzione di questa espressione inglese può risultare davvero pericolosa. Blow a fuse si traduce infatti con far saltare un fusibile. Direi che non è il caso di affidarci al correttore automatico, ma di renderla con il nostro italiano perdere le staffe. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di cui parleremo oggi è colui che ha celebrato più di tutti la follia, il filosofo Erasmo da Rotterdam. Chiunque avrà sentito nominare l'Elogio della follia, un'operetta scritta in appena una settimana e in cui è contenuta la sua filosofia di vita. Divenuto monaco perché orfano di origini, Erasmo lascia il convento e accetta l'occupazione da segretario che gli permette di viaggiare. Parte per Parigi ed è protagonista della rivoluzione umanistica che getta le basi del pensiero moderno. In realtà non si può considerare un rivoluzionario perché preferisce non prendere posizione né davanti alle richieste dell'amico Martin Lutero né di fronte alle guerre di religione che colpiscono l'Europa. Ci salutiamo con la frase del giorno. Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma dalla lucida, visionaria follia. E quindi oggi arricchite le vostre giornate con creatività, con quella che Erasmo da Rotterdam definirebbe una lucida follia. Noi ci vediamo domani. Buona domenica dalla vostra Martina.